Amici di Generazione Non Stop, ci troviamo all'Ercara Friddi, al bivio dell'Ercara Friddi, per vedere questo fantastico locale chiamato Mowen. Scopritelo insieme a noi. Let's go! Everybody loves champagne. I want you to raise your glasses. Ciao Salvatore. Abbiamo cercato di fare qualche cosa di importante qua all'Ercara, un locale che non c'era, e quindi ora tutte le Quale idea particolare ha il Mowen? Ma l'idea particolare la vedete, è un locale dove accoglierà molti giovani, ci saranno delle serate organizzate, e quindi ora aspettiamo le persone che verranno, e quindi si proseguirà con questa tipologia di serate, ecco. Darà un tocco particolare alla zona, perché effettivamente ci voleva far muovere un attimo la situazione. Manca propriamente, perché la zona proprio manca di un locale come questo, e quindi noi abbiamo pensato di realizzare questa struttura. Diciamo che la zona, parliamo da Palermo ad Agrigento, non la zona qua di due paesini, eh? Bravo, Okay. Pensiamo a largo spettro, ecco, pensiamo a largo spettro. Mowen! Un bellissimo locale, complimenti, non ce la faccio. È bellissimo. Augurissimi, complimenti. Complimenti. Mowen! Ricordo della nostra vecchia amicizia, ti prego, non mi intervistare. Vuoi un commento, che vuoi, un aggettivo? Elegante. Ok, grazie. Quindi Mowen, uscita, finalmente. Vita mondana. La smetti di intervistarmi? Mi stanno trattando come un appestato. Ciao Vincenzo, ciao! No, che c'è fuori? No, c'è vai. troppa musica fuori. Allora, la scelta di questo arredamento, cosa volete anche trasmettere alle persone? Cosa vogliamo proporre da qua a chissà quanto tempo? Speriamo di portare qualcosa di nuovo e di positivo non solo per l'Ercara, ma per tutti i paesi del circondario. E siccome oggi siamo nell'era di internet e quindi si spera di un avanzato benessere, volevamo dare questa impronta anche a questo locale, proprio per trasmettere quello che può venire in futuro. E ricordiamo anche, avete un sito internet Sì. sempre aggiornato, Sì. con tutto quello che realizzerà il Mowen. Mowen.it. Siamo sempre online, e poi grazie agli amici come Omar e l'amica nostra Emiliana dico no, riprendilo. Che cosa? Allora riprendi, mi Che cosa deve riprendere? permetto Sì. di dargli un bacio alla mia compagna di scuola Emiliana. Ah, va bene, va bene. Grazie. Ottimo, fresco, direi fresco. Soprattutto ora incominciamo ad assaggiare il vero fresco del addio estate. Diverso, particolare. Bellissimo, a dir poco bellissimo. Bellissimo. Un mix tra futuro ed eleganza, direi. Bellissimo. Un aggettivo per il Mowen, guarda, io ho visto molti locali qui in città, però uno così non c'è, per cui dico un bel l'Ercara Palermo. È spettacolare. Bello. Bellissimo, bellissimo. Finalmente siamo riusciti a trovare Mariangela, cioè la ragazza di Vincenzo, ecco, quindi i proprietari. a tutti. Sto intervistando tutti i proprietari. Allora, cosa si prospetta per questo Mowen? Cosa volete proporre anche ai clienti? Quindi cosa diamo da mangiare, cosa offriamo? Speriamo innovazione in primis, un servizio efficiente. Sarà pasticceria, rossicceria? Una pasticceria, una gelateria, una creperia, cioccolateria e anche ristorazione. Everybody loves champagne. Everybody loves. Here we go, here we go, here we go, here we go. Let's go. That's right. I want to see your glasses up. Let's go. Put your bottles in the sky. Yo, yo, yo. All right. Bartender, send another round. Let's get crazy, let's get down. Then one of that, you know, want no shots and a bottle of the new nouveau. Un aggettivo per il Mowen? Simpatico. Bellissimo. Abbastanza chic. Stupendo, bello. Bello, innovativo. Bello. Unico. Molto comodo, sì. No, i divanetti sono sicuramente comodi. Una novità soprattutto per il paese, quindi è anche una cosa bella da vedere, nuova dico. Sicuramente stupendo, questo sì.
Allora Maurizio, questo nuovo progetto chiamato Mowen, innanzitutto Mowen. vuoi dire tu per quale motivo? Mowen nasce da Enzo e Maurizio Enzo. Quindi sarebbe Mowen, sarebbe Maurizio Sì, Enzo. avevamo pensato prima Mauen, però Mauen è già una località francese, quindi l'abbiamo cambiato. In modo che non si Mowen. trovava, ecco. Esatto. Le specialità, cosa farai? Quindi cosa potranno mangiare qua al Mowen? Sia troveranno ogni giorno qualcosa di pronto, un pranzo veloce come un primo, il secondo, i contorni e le insalate e dopo di questo ci sarà pure il menù sulla carta praticamente. Ivana, Ivana, ma che bel locale Ivana. Dimmi. No, ho detto che bel locale. Certo, un bellissimo locale. Quali sono le caratteristiche principali del Mowen strutturalmente, ecco? Allora, penso che sia un locale abbastanza capiente, di un grande posteggio, di una bella area attrezzata per l'estate che verrà ricoperta, speriamo tra virgolette, più brevemente possibile per sfruttarla d'inverno. Buon lavoro. Grazie. In bocca al lupo anche a te. Grazie, grazie anche a voi. Grazie. Un aggettivo per il Mowen. Bello, bellissimo. Comodissimo. Allora, il Mowen è un passo avanti. Bella, no? E basta! Fashion. Che bella struttura. Bellissima. Bel palazzo, hai visto? Il palazzo è bellissimo, arancione. È il miglior locale della zona. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Molto chic. Ci voleva all'Ercare una cosa del genere. Un aggettivo per il Mowen. No, a parte che è stupendo, io gli auguro domani sera la stessa confusione. Il locale è veramente fenomenale. Vediamo un po' adesso se il direttore artistico saprà, ecco, un pochino lavorarci bene. Ecco, Domanda provocatoria, dai. Sì, provocatoria in tal senso che non ha un pubblico giovane, avrà un pubblico variegato e cercherò di trovare il connubio tra l'età media e l'età alta. Anche dico, la caparbietà dei proprietari, di Enzo, di Maurizio, di Salvatore, che sono stati veramente così, come dire, hanno voluto veramente influire a livello anche territoriale, perché è un locale di nuova concezione che difficilmente, io lavoro anche su Palermo, difficilmente puoi trovare anche a Palermo. Anche io. Sei davanti alla telecamera. Bellissimo, senza parole. Bellissimo, favoloso. È chic, molto chic e raffinato. Bellissimo, interessante, poi ci pagano, vero? Cioè, interessante, bellissimo. No, dico, abbiamo fatto questi complimenti per il pagamento, quando c'è, no, per sapere perché. Quando fanno anniversario. Allora c'è da aspettare, vabbè, in momenti di crisi prendiamo questo e l'altro, non ci sono problemi. Amici di Generazione Non Stop, per oggi è tutto, io vado, grazie Mowen, ci vediamo alla prossima.